Ennesimo incidente in A4 nel tratto tra San Stino di Livenza e Cessalto, dove 3 camion si sono tamponati. Erano circa le 8:30 del mattino quando i 3 mezzi pesanti che viaggiavano in direzione Venezia si sono scontrati. Uno dei conducenti è rimasto incastrato tra le lamiere. L'uomo, estratto dai vigili del fuoco, è stato affidato alla cura dei sanitari e non è ora in pericolo di vita. Per consentire l'arrivo dei soccorsi è stato chiuso il tratto tra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia, con l'uscita obbligatoria a Portogruaro. Chiuso anche lo svincolo di San Stino di Livenza in direzione Venezia. Disagi al traffico, lunghe code per tutta la mattinata. Il tratto è stato riaperto intorno alle 11:15. Nel primo pomeriggio, invece, sulla tangenziale di Mestre si sono scontrati altri 2 camion, causando pesanti ripercussioni sul traffico, con code fino a 3 km in direzione Trieste. Il sinistro è avvenuto all'altezza dello svincolo Castellana. Uno dei conducenti, rimasto incastrato all'interno della cabina di guida, è stato estratto dai vigili del fuoco e soccorso dal personale del SUEM 118.